generale, e bisognerà ovviamente avere il coraggio, creare un gruppo più forte e esaminarlo. Ecco, ma l'ultimo punto che voglio segnalare, e poi chiudo perché anche l'ora è tarda, ecco, riguarda quello che accennavo inizialmente dei legami di Nino Caruso con la sua scuola. Lo dico ma molto francamente, gli elogi che vi possono arrivare dall'università o che vi sono arrivati dal mondo accademico, anche quello che può venire per qualche mio studio, è piccola cosa di fronte al fatto di sentire il ringraziamento, l'elogio, come nel caso come ha fatto Daniele nei miei confronti, da parte degli allievi. È una cosa pagante, notevole. Ecco, Nino Caruso, penso che in questo momento, se ci sono allievi qua presenti, ci saranno sicuramente, avrebbe gradito questo, ma perché lui agli allievi si rivolge in un momento anche particolare. Guardate, ha affrontato in un convegno che fu promosso dalla Fondazione Sardegna, che è qui presente, che ricorda quel momento, il tema del sardofascismo, tema non facile, tema ostico, in cui si sono misurati molti e molte volte ci si sono misurati con la prevalenza dell'ideologia sulla onestà dello storico nel modo di guardare un Paolo Pili o gli altri componenti. Il lavoro di Nino Caruso supera queste limitatezze, ci va a fondo, in alcuni momenti è molto causto nei confronti di Paolo Pili per quel passo che ha fatto, per quell'illusione di poter dentro una dittatura operare del bene per la Sardegna, di poter attraverso 1 miliardo poter eventualmente avviare uno sviluppo, ma qualche frecciata anche nei confronti di Lussu, che pure in secondo tempo si schiera dall'altra parte. Ecco, ma tutto questo discorso ha un suo legame particolare nella visione di Nino Caruso, che a mio avviso, così come le tematiche affrontate dai 2 oratori precedenti e quello che la stessa Daniela ha visto, può aiutarci in questo momento per quanto riguarda i problemi della Sardegna e quelli sollevati per quanto riguarda specialmente il mondo agropastorale all'interno della Sardegna. Che cosa è? È che nel guardare le ore storiche, negative o no, guardate, questo accenno agli successi e non successi, così come nel modo di guardare a Gramsci, con una simpatia che può sorprendere, ma non si può lasciare Gramsci da una parte. Io anzi faccio critica perché il nostro Presidente ha voluto collegare Sadie come se Gramsci avesse bisogno delle Sadie o Sadie di Gramsci, sono cose differenti. Gramsci cammina, è quello che è. Ebbene, questo modo di affrontare questa tematica delle ore storiche della Sardegna è un'ora storica, è quella in cui noi stavamo tornando alla ricerca di un'autonomia, di elementi nuovi in un mondo nuovo, e nel primo dopoguerra l'impatto col fascismo ci elimina. E allora l'invito a guardare l'azione, la presenza di Paolo Pili e degli altri in una visione più generale dei fascismi. Ma quello che dice per i fascismi vale per altre storie, ore storiche della Sardegna. Il 1847 non lo si comprende se non agganciandoci al fatto che abbiamo rinunciato all'autonomia per entrare in un stato centralista come fu quello piemontese di dopo il 1848 e con lo statuto argentino. Noi siamo in quelle ore, molte volte, come dire, siamo legati mani e piedi nei testi di Nino Caruso, c'è questo senso della misura, ed afferma senza difficoltà che quelli che hanno promosso il sardofascismo in sostanza non avevano nessuna cultura economica, non avevano maestri, perché noi non abbiamo maestri, perché noi non abbiamo la cultura, e questo è un tema che rimane anche per il domani. E proseguire con queste cose, ma lascio alla vostra esperienza di proseguire. Invece vi leggo il passo con cui conclude questo articolo, che mi sembra significativo anche come chiusura di questa giornata. Ecco, dice: ecco, io sono giunto a queste conclusioni, che un po' sono quelle che vi ho detto, del fatto che le cose negative o positive della Sardegna vanno inquadrate in una dimensione diversa, altrimenti non le comprende. Se ci chiudiamo noi stessi non possiamo tornare a Leonora d'Almorea né ai Nuraghi,
vivere in un ragno nel modo che dobbiamo, ma avendo coscienza di vivere in un'epoca come questa nostra, con tutte le difficoltà che vi sono, perché altrimenti è proprio addormentarci, cercare così di illudere, e molte volte questo lo facciamo e lo fanno anche i politici nel fare le giornate che possono essere come dire, di grande illustrazione del nostro patrimonio del passato. Allora dicevo, ecco, io sono giunto a queste conclusioni, poiché questo argomento è oggetto di studio nella nostra facoltà e alcuni ragazzi, soprattutto ragazze, stanno studiando bene questo fenomeno, ve lo racconterò se dovessimo arrivare ad altre conclusioni. Non è il fatto delle conclusioni, è il fatto che lui ci tenga a dire questo. E a me fa tanto piacere, mi sento come dire un qualcosa nei confronti di Nino Caruso che ha potuto gustare, che nell'amarezza più della vita, però lo hanno in qualche misura appagato. Poi proseguo. Però è importante che in questi incontri, anche che affrontano e approcciano il fascismo dal punto di vista delle teorie particolaristiche legate ai singoli paesi e a singole zone, ci sia sempre una visione di carattere generale. Ecco, questo carattere generale, questa visione che era nei discorsi, devo dire, che mi hanno preceduto, questa visione con un'angolazione personale, non questo può essere anche naturale, però questo proiettarci verso il futuro, questo guardare ai propri allievi, lo faceva Nino Caruso, è la cosa più importante anche per la crescita della Sardegna in una visione italiana, europea, mondiale di pace. Grazie. Ha telefonato stamattina il Presidente l'onorevole Del Rio, mi ha pregato di, lo dico alla fine, mi ha pregato di salutare i figli di Nino e di salutare tutti voi. Purtroppo per motivi di salute ci teneva tanto, ma non è potuto venire.